La scuola salesiana di accompagnamento spirituale è nata da una melodia di 4.000 fra confratelli, anche novizi e prenovizi, che insieme hanno dato vita a questo lavoro, a questo processo pastorale giovanile, formazione insieme, giovani salesiani, accompagnamento, orientamenti e direttive. Con loro anche 538 guide e i loro spunti, le richieste, le risposte, anche qualche vero grido di aiuto, insisteva moltissimo sul bisogno di preparare guide capaci di accompagnare con il cuore di Don Bosco. Siamo qui al Colle Don Bosco, ultimo giorno di questa prima scuola che è iniziata 5 settimane fa a Valdocco. Una scuola molto intensa dove si è cercato di imparare l'arte, l'artigianato dell'accompagnare e dell'ascolto con tanta pratica, proprio per farla nostra, come si fa con un'arte. Poi si è dato anche tanto spazio al silenzio e all'ascolto di Dio, che è quello che lavora dentro il cuore di chi si accompagna e di chi fa il servizio di accompagnare. E infine anche molti spunti per collegarci il più possibile con la ricchezza della tradizione della Chiesa e di Don Bosco. Vorremmo cogliere dai protagonisti in brevi flash quello che è successo durante queste 5 settimane. Valdocco e Colle Don Bosco accompagnatore. Partiamo da quello che lui ha vissuto, come lui è stato accompagnato, che diventa il tesoro che lui ha da offrire come accompagnatore dei giovani. L'accompagnamento spirituale è necessario per ciascun cristiano, ciascun uomo vuole arrivare al Signore. Bellissimo scoprire questo fattore di Don Bosco, si è accompagnatori solo se si è accompagnati, ma ancora più bello siamo riusciti a vedere che questo è gustoso. Ecco, Don Bosco dice che lui inizia a gustare la vita spirituale nella misura in cui si lascia accompagnare. Anzitutto abbiamo sperimentato che Don Bosco non è nato già Don Bosco, per cui è stato accompagnato da tante figure, tante persone. Mamma Margherita e Don Calosso, due figure fondamentali per quello che è stata l'arte dell'accompagnamento. Giovanni Bosco, avendo avuto accanto queste due persone, ha imparato che cosa vuol dire accompagnare. Mi ha colpito veramente tanto come Giovannino si sia fatto accompagnare non solo personalmente ma dall'ambiente, un ambiente intriso di una spiritualità cristiana non affatto scontata per quel periodo, perché una spiritualità in cui si vedeva un Dio che è padre, provvidente, non un Dio giudice. Lui si è intriso di questa spiritualità per osmosi e poi l'ha donata come dono prezioso a chi ha conosciuto e a chi ha accompagnato nel tempo. Don Bosco ha ricevuto dalla sua famiglia un'eredità, una grande eredità e ciò che anche lui ha potuto trasmettere ai giovani e ai ragazzi del suo oratorio di Valdocco. Una scuola fatta di tanto training, di tanta pratica, perché da artigiani bisogna diventare artisti, artisti soprattutto dell'ascolto. Come imparare ad ascoltare? In realtà non è soltanto fare il silenzio, questo non abbiamo fatto esperienza, ma è accorgersi di una presenza. Forse quando ci accorgiamo di qualcuno dentro di noi iniziamo a fare il vero silenzio. Si impara soprattutto meditando e entrando in se stesso e verificando questa relazione con Dio. Soltanto quando uno si mette all'ascolto di Dio, alla ricerca della sua volontà, soltanto lì riusciamo a trovare non solo il senso della vita, ma il senso anche della nostra missione e di quello che siamo. Mi ha fatto bene riconoscere come il punto di partenza sia in realtà la cura della propria interiorità e di un ordine di vita personale. Ci vuole molto silenzio e che quindi la cosa più complicata da fare è quella dell'imparare a fare silenzio nella propria vita, sia esteriormente che soprattutto interiormente. Un silenzio che può essere immediatamente esteriore, ma soprattutto quello più importante è il silenzio interiore, per cui davvero l'altro diventa la prima persona da ascoltare. L'ascolto empatico, l'ascolto contemplativo dell'altro ti permette di mettere l'altro al centro
e così di porre le giuste domande, perché dalle giuste domande dipendono le giuste risposte, dipendono la qualità di queste risposte e dipende anche la qualità della nostra vita. Senza giudicare, senza proiettare le proprie conclusioni, ma lasciare che la persona si manifesti per ciò che è e per ciò che ha. Per me è molto importante guarire la persona con l'ascolto. Si comincia dalle cose fondamentali, quella della meditazione quotidiana e dell'ascolto quotidiano della gente e dei giovani che sono intorno. È stato anche un tempo intenso di silenzio e di preghiera per poter sintonizzare il cuore con lo spirito, che è l'unico che rende veramente spirituale ogni cammino di chi è accompagnato e di chi accompagna. Inclusa anche una settimana di esercizi spirituali personalizzati, uno a uno, tutto per sintonizzare il cuore all'ascolto di Dio. Dio ci parla nel silenzio. L'ascolto di Dio è nel silenzio. Una delle cose più difficili, in realtà, sapere che l'accompagnamento spirituale inizia molto prima di quando incontriamo il ragazzo. Come il Signore prepara la nostra storia, così noi siamo chiamati a fare come Lui, preparare già il sentiero di chi incontreremo sul nostro cammino. Ecco dove la preghiera in realtà prende spazio e sa attendere, si fa vuoto per poter aspettare i giovani che il Signore ci mette davanti. Se l'accompagnatore non vive in prima persona una vita spirituale, una vita di preghiera, un'intimità con Dio che gli permette di appunto alimentare questa vita spirituale, non potrà mai accompagnare nessuno, perché non possiamo mai condurre nessuno lì dove non siamo stati. L'accompagnamento si impara direttamente da Dio, questo l'ho sperimentato in questi giorni. E anzitutto che quando uno sperimenta questo silenzio che viene da Dio, allora è capace di accogliere qualsiasi persona che gli viene posta davanti. Viceversa, se uno non impara questa arte della meditazione, del ritornare dalle distrazioni, è difficile che poi sappia comprendere fino in fondo anche le persone che poi ha davanti. È stato anche importante che ci fossero gli esercizi spirituali in questo percorso, proprio perché è il punto di partenza fondamentale di ogni possibilità di essere accompagnatore di qualcuno. E Dio è Lui il primo accompagnatore, quindi ci vuole lasciarsi guidare da Dio, lasciarsi guidare dalla parola di Dio. Ogni accompagnatore salesiano deve anzitutto mettersi alla scuola della parola di Dio. Allo stesso tempo affidarsi a un buon accompagnatore che può fare dei passi con lui verso la scoperta della voce di Dio nella sua vita. Senza una profonda amicizia con il Signore, senza i tempi del silenzio, dell'ascolto profondo del Signore, non si può accompagnare gli altri. Dopo 5 settimane di cammino vissute insieme, ciascuno si porta via il suo talento, il suo tesoro nel campo, che diventa come un seme che speriamo porti frutto abbondante nelle 5 regioni della congregazione che qui erano rappresentate. Porto nel cuore alla fine di questa scuola 2 cose. La prima è la necessità di avere un accompagnatore spirituale per la mia vita. La seconda, la gioia di aver conosciuto tanti confratelli che hanno fatto il cammino come me. 3 parole: respiro, silenzio, equilibrio. Respiro perché riconoscere che il respiro viene da Dio e riconoscere che ogni respiro è un dono ricevuto. Equilibrio perché nella nostra vita c'è bisogno di lavoro, preghiera e silenzio. E poi appunto il silenzio perché senza di questo non possiamo essere generativi per gli altri. La bellezza di respirare, ecco, quando uno respira prova la gioia di vivere nell'ambiente di Dio. E quando uno prova la gioia che capisce che viene da Dio, respira ancora meglio. La riscoperta è il valore del silenzio, fare silenzio. Francesco, come se mi fossi sentito dire in queste settimane: Francesco, stai zitto, ma non in maniera cattiva. Era come se dicesse: Francesco, ascolta, cioè le due cose erano assieme, come 2 facce della stessa medaglia.
Questo mese mi ha aiutato tanto a ricentrarmi da un punto di vista spirituale, a ricentrarmi da un punto di vista carismatico, a capire l'importanza di curare la mia vita spirituale. Ho capito l'importanza di essere accompagnato, perché solo chi si lascia accompagnare può accompagnare gli altri. È stato per me una nuova chiamata nella mia vocazione, una chiamata alla stessa vocazione salesiana e soprattutto alla vocazione di essere accompagnatore di tanti ragazzi. Questo mese mi ha rinnovato nella convinzione di essere fortunato ad essere salesiano, e un secondo regalo che mi porto a casa è la consapevolezza che le persone che incontrerò, consapevolezza rinnovata, sono un tesoro prezioso che va custodito attraverso la cura della mia vita personale. Approfitto per ringraziare le autorità della congregazione che ci hanno dato questa opportunità, che possiamo fare questa esperienza. Il regalo che mi porto è soprattutto un'esperienza della fraternità di questi giorni. Sicuramente mi porto a casa la certezza che Dio continua a parlare a me e attraverso di me a tanti altri. In Slovenia mi porterò soprattutto questo rinnovamento carismatico che noi salesiani ogni volta dobbiamo attingere a questo, e soprattutto qui nei luoghi salesiani si può fare bene, molto bene. In questa scuola hanno collaborato tante persone. Qui abbiamo due rappresentanti di chi è stato tutto il tempo da Valdocco fino a qui. Josean, che ha tradotto ogni parola in spagnolo, quindi sa a memoria tutto quello che è successo, e poi c'è Brother Moncaglio, che è stato un po' il grande regista e ha preparato da tanto tempo il susseguirsi di tutto ciò che è entrato in questo evento. Viene fuori un Don Bosco molto originale, accompagnato da tante persone, accompagnato dalla mamma fino a Don Calosso, Don Cafasso, e alla fine lui stesso è diventato accompagnatore. Allora per noi è stata una rivoluzione copernicana. Dovevo mettere i giovani nel centro, sono terra sacra, e anche i nostri confratelli. Allora questa scuola, che è stata soltanto per 18 giovani salesiani, aspettiamo che pian piano arrivi a tutti quanti. Ci sono 4 aree su cui mettiamo particolare attenzione in questa scuola. La prima è prendersi cura della persona della guida. Se sappiamo come prenderci cura di noi stessi, ci prenderemo meglio cura degli altri. La seconda è riflettere sulla storia dell'accompagnamento nella Chiesa e nella vita di Don Bosco. Da una prospettiva carismatica salesiana dobbiamo riconoscere che abbiamo il nostro stile e la nostra ricchezza nell'accompagnamento. Ed il terzo è di offrire degli strumenti ai partecipanti che siano degli aiuti importanti, quelle abilità spirituali richieste dall'accompagnamento che possano usare in questo cammino. E l'ultimo è quello di promuovere in ogni partecipante il bisogno ed il valore della supervisione come parte della loro cura e formazione continua. Il processo che abbiamo usato è altamente esperienziale, è contemplativo ed evocativo nell'approccio, piuttosto che essere indiretto. Inoltre, l'ambiente comunitario è molto importante per noi. L'ambiente comunitario in cui noi crediamo è fatto di accettazione, dove ogni persona non è giudicata. Un ambiente di gioia, di condivisione, di preghiera e di riflessione. La nostra speranza per questo percorso di accompagnamento è che ogni guida spirituale salesiana sia meglio preparata, specialmente nell'accompagnamento degli adulti. Noi qui abbiamo iniziato a fare il primo passo. Sicuramente abbiamo ancora una lunga strada da compiere e per questo noi andiamo avanti.